hanno portato alla morte di Roberto Borella, 62enne scomparso in bicicletta ritrovato in un canale. Al setaccio le immagini delle telecamere. Arrivano da fuori giovani bengalesi violenti che da settimane stanno seminando terrore per le vie di Mestre. Il caso finisce sul tavolo di un vertice sulla sicurezza. Autista di ATVO salva la vita a un passeggero colpito da una crisi ipoglicemica. Il soccorso è venuto ieri a Mestre sulla linea Cortina-Venezia. Comitati sul piede di guerra da Piazzale Roma alla stazione contro il contributo d'accesso a Venezia. La protesta nel primo giorno di test il 25 aprile. Vinta la battaglia, colto l'appello disperato dei residenti di Via della Fossetta. A Chioggia aperto il passaggio privato. Inaugurazione ufficiale per le sculture di Manolo Valdés in Piazza San Marco. La cerimonia d'apertura mette la parola fine alle polemiche dei giorni scorsi. Sono già oltre 40.000 graffiti storici individuati e catalogati a Venezia, un progetto di Ca' Foscari che sta procedendo alla mappatura delle iscrizioni presenti a Palazzo Ducale. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare con le notizie, come ogni inizio settimana, cominciamo con il proporvi il nostro sondaggio. Dunque, sono migliaia gli agricoltori, tantissimi veneti verso il Brennero per protestare contro l'arrivo di prodotti agroalimentari dall'estero, denunciando concorrenza sleale e prezzi al ribasso. Dicono il falso Made in Italy è un danno enorme, è colpa dell'Europa. Noi vi chiediamo di rispondere sì allo 0422 16 26 69 1, no invece allo 0422 16 26 69 0. La risposta come sempre a partire dalle 21 su questa rete al programma Ring, questa sera con il nostro Christian Arboit. Noi cominciamo con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, la cronaca perché è ancora giallo, Acona sulle cause che hanno portato alla morte di un 62enne ritrovato senza vita in un canale. Noi come comune, con la nostra polizia locale, abbiamo salvato le immagini sia di sabato che di domenica. Purtroppo il signor Borella è stato trovato domenica mattina, ma si presume il fatto sia accaduto il sabato. Il Comune di Cona ha offerto la massima collaborazione ai carabinieri per stabilire come abbia perso la vita Roberto Borella, il cui corpo è stato notato galleggiare domenica mattina nel canale Rebosola. Borella era uscito in bicicletta nel tardo pomeriggio di sabato. Tra le ipotesi formulate in queste ore ci sono un'uscita di strada autonoma o il coinvolgimento di un altro mezzo. I carabinieri stanno vedendo se dai filmati registrati si noti la bicicletta e casomai delle macchine passate dopo o prima. Quella è una via lunga, un rettilineo lungo, una strada provinciale. Abbiamo una telecamera a metà del percorso e un'altra telecamera verso la frazione di Pegolotte. La via è molto lunga, la strada provinciale è molto lunga e ha qualche uscita secondaria che magari quelle non sono viste dall'occhio della telecamera. Si spera di riuscire a capire qualcosa con queste due telecamere qui. I segni di caduta che si trovano sulla bicicletta potrebbero in via teorica essere stati provocati dal contatto con un altro mezzo, ma non sono sufficienti ad escludere le altre ipotesi. Intanto a Cona è il momento del cordoglio. Siamo vicini ai familiari. Io non conoscevo personalmente il signor Borella, ma insomma, so che da poco si era trasferito a Piave di Sacco, quindi faceva probabilmente in bicicletta da Cona a Piave di Sacco, sono 15 chilometri, era una persona attiva, ecco, quindi mi dispiace per l'accaduto. Violenze da parte di giovani bengalesi a Mestre. Il comandante della polizia locale porterà il caso al tavolo per la sicurezza in prefettura. È un conflitto che avrebbe radici profonde, una faida familiare, quella che si è scatenata a Mestre nelle ultime settimane tra gruppi di giovani bengalesi. Sarebbe collegata alle divisioni tra il presidente e l'ex presidente di un'associazione con sede nel villaggio di Abdullahpur, con una succursale proprio in terraferma. In Bangladesh nei giorni scorsi queste divisioni avrebbero addirittura provocato un morto, parente di uno degli anziani aggredito in via Allegri a Mestre martedì sera. Alla base ci sarebbe una lotta di potere che vede coinvolto un potente politico nel loro paese e nello specifico un tentativo delle nuove generazioni di prendere il controllo. E sono proprio queste nuove generazioni a preoccupare la comunità integrata da tempo a Mestre.
Secondo i dati ufficiali dell'Anagrafe di Venezia, le persone straniere registrate sono quasi 41.000. La comunità maggiormente rappresentata è quella bengalese, appunto, di cui stiamo parlando, e che conta più di 8.200 persone, quelle registrate. Poi naturalmente ce ne saranno delle altre non registrate. Però per la maggior parte i bengalesi, che appunto formano questa grande comunità nel comune di Venezia, ma che risiedono per la maggior parte, direi 9/10 a Mestre, è rappresentata da persone pacifiche, da persone che lavorano, da famiglie. Opinione condivisa anche dal comandante della polizia locale Agostini, che esprime preoccupazione verso questi gruppi di giovani violenti e conferma controlli speciali in via Piave. Gli stessi bengalesi sono fortemente preoccupati di questa reazione, anzi di queste azioni che si sono svolte negli ultimi giorni, perché sono fuori controllo. Bisogna lavorare su due piani: un lavoro di controllo ed eventualmente repressione quando succedono questi atti violenti, e poi un controllo sociale che deve però partire innanzitutto dalla comunità stessa, e io stessa ho consigliato loro di prendere le famiglie, perché questi non sono ragazzini che sono arrivati da soli, hanno le loro famiglie, e le stesse famiglie fanno difficoltà a far capire loro che certi comportamenti non devono essere tenuti. Per cui io personalmente ho suggerito loro di fare delle riunioni, magari con il rappresentante della religione, quindi l'imam, per far capire loro che qui loro devono stare in certe condizioni, devono comportarsi in certi modi per non distruggere tutto quello che è stato fatto in anni di grande lavoro. Il comandante della polizia locale ha fatto sapere che sarà anche materia di discussione al prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Un autista eroe salva la vita a un passeggero, il racconto di Nicola Marcato. Dall'aeroporto stavo andando verso Mestre e a un certo punto ho sentito dei schiamazzi per terra e credevo che fosse un cagnolino che era di dietro. Un autista della linea Cortina-Venezia di ATVO ha salvato la vita ad un turista cinquantenne di origine sudamericana che si stava recando a Venezia. L'atto eroico è accaduto a Mestre, all'altezza di via Righi, quando il conducente ha notato degli strani lamenti provenire dalla parte posteriore del mezzo. Nonostante nessuno dei 40 passeggeri a bordo avesse dato l'allarme, l'autista ha seguito il suo istinto, fermando il mezzo e scoprendo un signore rannicchiato tra due sedili in evidente difficoltà. Mi sono girato e ho visto qui distirato fra il sedile e il sotto quest'uomo che si demenava. Senza esitazione l'autista ha allertato il 118 e si è diretto verso la stazione di Mestre, dove ha ricevuto il prezioso supporto di un collega per soccorrere il malcapitato. Nella stazione di Mestre il conducente, con calma e professionalità, ha intuito che il turista era stato colpito da un attacco di ipoglicemia ed è corso a prendere delle bustine di zucchero, salvandogli di fatto la vita. Grazie ai corsi di primo intervento del personale e alla prontezza d'animo di Giovanni, il passeggero è stato messo nelle condizioni di respirare e gli sono state fornite le cure necessarie. Va veramente un plauso enorme a chi ha fatto questo, ma va fatto un plauso enorme all'attenzione che tutti, escluso nessuno, in questa azienda dà a questo tipo di pratiche. Nella forma grave, l'ipoglicemia può portare alla perdita di coscienza e può addirittura essere fatale se non si interviene per tempo. Giovanni non si sente però un eroe. No, per niente no. Però sono felice che è andata a finire così. A Noventa di Piave ora, dove i carabinieri hanno svolto un'ampia esercitazione antirapina all'outlet per verificare capacità di reazione e coordinamento dei vari reparti dell'arma in caso di azioni violente o di matrice terroristica in luoghi affollati. È stata simulata l'irruzione di un gruppo armato composto da 5 malviventi armati intenzionati a rapinare una gioielleria e far esplodere la cassa continua di un bancomat. Durante l'esercitazione avvenuta dopo l'orario di chiusura sono stati impiegati complessivamente 80 militari. E noi ci spostiamo a Venezia, ancora il conteso contributo d'accesso, l'assemblea cittadina in manifestazione davanti ai tornelli. Martedì 23 pomeriggio a San Leonardo, assemblea dei cittadini per decidere cosa fare in generale sul ticket
giovedì 25, giorno di San Marco e della Liberazione, primo giorno del ticket, manifestazione alle 10:30 da Piazzale Roma. Comitati sul piede di guerra da Piazzale Roma alla stazione contro il contributo d'accesso a Venezia. Per gli organizzatori sono attese centinaia di persone. La protesta nel primo giorno di test, il 25 aprile. Nelle seguenti 29 giornate il ticket sarà di 5 euro a carico dei turisti giornalieri, esclusi i residenti nel Veneto. Secondo i promotori della manifestazione, questo nuovo sistema di gestione dei visitatori non sarà in grado di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia, ma trasformerà il centro storico in un museo a cielo aperto. Venezia si è inventato questo ticket, ricordiamo che è nato addirittura 40 anni fa con il sindaco Mario Rigo, ma anche allora tutti quanti hanno detto attenzione, non serve a ridurre il turismo. Solo un modo per fare cassa. Un modo per fare cassa. Tra l'altro quest'anno non sarà neanche cassa perché le spese che sta sopportando il comune per fare i controlli sono maggiori, perché quest'anno sono 29 giorni. Se invece lo fanno tutto l'anno diventerà cassa sul serio. E c'è un altro problema che devo sollevare, che nel regolamento c'è scritto che tutti i dati che loro raccoglieranno, e raccoglieranno una marea di dati anche degli abitanti, il comune può darli non solo ad altre istituzioni ma anche ad aziende private. Secondo me questo è un reato, è penale, veramente. Per Boato, inoltre, l'iniziativa del biglietto d'ingresso dovrebbe essere valutata anche dalla magistratura perché anticostituzionale. C'è una valutazione che deve fare la magistratura, cioè la libertà di movimento. Tu puoi in certi momenti limitarla, no? Per motivi di ordine pubblico, però limitarla così, cioè tu devi pagare un biglietto per, se non sei ovviamente abitante di Venezia, contrasta con un principio basilare, il diritto di movimento che c'è nella Costituzione. Sit-in di protesta ieri al Senato accademico di Ca' Foscari. Il collettivo LISC è tornato a chiedere quali siano i rapporti tra l'Ateneo veneziano e Israele oltre al cessate il fuoco. Il presidio è salito in Senato dove gli studenti hanno potuto portare la propria voce. Chiediamo, hanno detto, l'uscita di ogni personalità di Ca' Foscari dalla fondazione Med-Or e la cessazione di ogni rapporto con Leonardo SPA, di ogni partnership, programma di scambio o legame di qualsiasi natura con le università israeliane. Noi ci spostiamo a Chioggia dove l'appello dei residenti di via Fossetta è stato accolto. Sentiamo. Questa sarebbe la nostra soluzione, aprire un cancello con della Ford, diciamo, e questa sarebbe l'unica soluzione per evitare questi disagi. Basta che il comune vada alla Ford per comunicare un attimo il disagio e si mettono d'accordo. Questo era l'appello lanciato nei giorni scorsi ai nostri microfoni da alcuni residenti di via della Fossetta a Chioggia, preoccupati per la chiusura della strada a causa dei lavori di Veritas. Insieme a loro si era mobilitato il consigliere Montanariello affinché si trovasse una soluzione, che questa mattina è arrivata. Avevamo sempre sostenuto che c'era una soluzione e ci dicevano di no. Questa mattina, prima dell'inizio dei lavori, i cittadini si sono riversati in maniera pacifica in strada semplicemente per capire cosa gli sarebbe aspettato da qui alla prossima settimana. E il risultato è stato che insieme a loro, chiamando il comandante dei vigili e chiamando il sindaco, alla quale abbiamo continuato a spiegare che c'era una soluzione, e mettendo in gioco un lavoro di squadra che noi per il bene della città ci sentiamo di dire che siamo pronti a fare quando ci sono contingenze reali, insieme a un accordo trovato con il sindaco e il comandante dei vigili, in barba a quello che si prevedeva all'isolamento del quartiere, siamo riusciti a portare a casa un importante risultato, evitando un disagio enorme anche a categorie fragili, anche a persone che non stanno bene e che hanno bisogno di potersi muovere, senza dimenticare che i nostri giovani in bicicletta, che sono tanti, evitano per andare nelle scuole a Borgo San Giovanni di dover fare il cavalcavia con le macchine che ci sono. Andiamo a Jesolo per vedere com'è andato questo fine settimana di bel tempo. Numeri quasi da Ferragosto in città, quasi scioccanti da vedere, ma veramente entusiasmante, bello vedere tutta questa gente in spiaggia. Spiaggia di Jesolo presa d'assalto nell'ultimo fine settimana, oltre 100.000 le presenze nel litorale, tanti gli ospiti, tedeschi, austriaci, ma a calare in massa sono stati soprattutto i giornalieri.
fortunatamente, ed è un percorso insomma, che la città ha intrapreso ormai da molti anni, quello di guardare al di là dei famosi mesi canonici della stagione balneare, oggi fanno vivere la città di Jesolo come una città di mare tutto l'anno. Gli ospiti austriaci e tedeschi sono nostri grandi affezionati, non ci hanno abbandonato nemmeno negli anni più difficili che ormai non voglio neppure più citare, insomma quelli appena trascorsi, e quindi appena il tempo lo permette, appena la primavera si affaccia alle porte, devo dire che arrivano giù in massa non solo a Jesolo ma un po' in tutta la costa veneta, quindi questo grande lavoro insomma della nostra regione e dei nostri operatori. Ad attirare migliaia di persone la bella giornata e il secondo Festival internazionale degli aquiloni, il più grande d'Italia, con oltre 200 aquilonisti aderenti e 12 nazioni rappresentate. Il fenomeno dei grandi eventi che comportano un grande lavoro e la macchina organizzativa di Jesolo ormai è rodata, creano questo indotto, questi numeri, quindi creano ricaduta economica, creano occupazione, insomma creano tutto quello che serve ad una città per vivere veramente tutto l'anno, e su questo devo dire che insomma i risultati recenti stanno dando ragione al percorso che si è intrapreso, per cui c'è grande soddisfazione devo dire in città per come stanno andando le manifestazioni. Diciamo che si aggiunge anche un po' di fortuna perché tutto sommato il meteo aiuta, perché quando si fanno questi eventi all'aperto chiaramente l'aspetto meteorologico è importante. Piazza San Marco ora per l'inaugurazione ufficiale delle sculture di Manolo Valdés. Con il sorriso stempera le polemiche dei giorni scorsi ed esprime grande gioia Stefano Contini, titolare della Galleria d'Arte Contini, che è riuscito a portare in Piazza San Marco a Venezia, ma anche a Cadidio all'Arsenale, Las Meninas Le Damigelle, 15 sculture dell'artista spagnolo di fama mondiale Manolo Valdés. La mostra, organizzata dalla Galleria Contini con la collaborazione del Comune di Venezia e di Vela, resterà allestita fino al 16 giugno con il benestare della soprintendenza. Manolo Valdés oggi io lo ritengo uno degli artisti più importanti tra i viventi nel mondo. La sua opera è nei più grandi musei del mondo e quindi cosa dire? È solo un onore per me. Come è nata l'idea di questa mostra e quando è nata? È nata circa 10 anni fa e come tutte le cose che sappiamo in Italia sono un po' lentine, poi alla fine si riesce a stare più contento. Sempre che viene a questa città è contento e questa volta più da sempre è un piacere, un sogno. Il ringraziamento del Comune. Una magnifica invasione di queste splendide statue alla Piazza San Marco per immolare alla bellezza e all'arte un luogo così iconico. Finalmente siamo riusciti a far godere a tutti le opere di Valdés, un importante artista che espone a Venezia, e tutti avranno modo di vederle, sono perfettamente incentrate nel contesto e quindi una bellissima cosa per Venezia. Scopriamo adesso un progetto dell'Università Ca' Foscari. Filippo Fois. A prima vista si potrebbe pensare che un graffito, un'incisione lasciata da qualcuno per i motivi più svariati su una superficie in legno, in marmo, in pietra, sia un segno privo di interesse, destinato a scomparire presto. Non è così. Spesso si tratta di iscrizioni che raccontano la storia della città da punti di vista diversi, attraverso decine di migliaia di testimonianze lasciate lungo i secoli. Un progetto dell'Università Ca' Foscari, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici e la Soprintendenza, sta censendo e studiando questi segni. Da un'area pari soltanto al 20% di Venezia sono finora emersi 40.000 graffiti, quasi la metà a Palazzo Ducale. Cosa abbiamo trovato di straordinario? Firme di artisti dei quali non era altrimenti documentata la presenza a Venezia, abbiamo trovato navi, abbiamo trovato delle cronache, registrazioni di inverni particolarmente difficili, nevosi, dei quali noi abbiamo fonti indirette, abbiamo trovato firme di bibliotecari e anche i graffiti degli ultimi scudieri. Ormai siamo alla metà del Settecento, gli ultimi scudieri che erano presenti in Palazzo Ducale prima appunto della caduta della Serenissima. Professoressa di Paleografia Latina a Ca' Foscari, Flavia De Rubeis è coordinatrice del progetto che con un team armato di macchine fotografiche, tablet e scanner setaccia palmo a palmo il palazzo più famoso di Venezia, incontrando un patrimonio di dediche, citazioni, avvertimenti, insulti, messaggi d'amore e disegni vari. Abbiamo naturalmente i graffiti che riguardano dei visitatori occasionali, dopo naturalmente la caduta della Repubblica abbiamo anche firme di francesi, di austriaci e poi anche i soldati della prima e della seconda guerra mondiale. Naturalmente abbiamo una grande quantità anche di figurativo, in particolare barche, navi
e poi anche ritratti che le persone in varie occasioni facevano sia di se stessi sia eventualmente anche di altri soggetti. Ora non mi resta che lasciarvi al meteo. Una buona serata, grazie, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, si avvicina una perturbazione proveniente dall'Atlantico e il tempo peggiora. Vediamo il dettaglio di martedì 9 aprile. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi sarà via via più nuvoloso, specie nel pomeriggio, con precipitazioni verso sera e poi nella notte, in particolare tra martedì e mercoledì. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente sarà piuttosto soleggiato, a seguire maggiore nuvolosità, prime piogge dalla sera, in particolare nella notte. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, poi verso sera probabilità di rovesci o temporali in aumento. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 24-25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.